Il ministro della Cultura Giuli non sarà all'inaugurazione della Biennale né alle giornate di preapertura. Si consuma lo strappo finale tra Roma e Buttafuoco. Non è bastato che la Russia decidesse di chiudere il padiglione al pubblico. Brugnaro, Ceron, Donadini saranno interrogati a settembre nell'ambito dell'inchiesta Palude. L'ha comunicato il GUP Innocenti durante l'udienza odierna nell'aula bunker di Mestre. Scattato dalle 8 di stamattina fino alle 12 di domani il deposito di liste e candidature per le elezioni comunali, occhi puntati sul capoluogo dove spunta un ottavo candidato, Luigi Corò. Un carico di letame è stato lasciato nella notte di fronte all'ingresso del ristorante Colombo a Venezia per protesta contro un evento organizzato da Fratelli d'Italia, condanna del mondo politico. Nel giorno della presentazione degli eventi dell'anno marciano, il Patriarcato di Venezia conferma che Papa Leone verrà in Veneto e nel capoluogo lagunare, e domani la Santa Messa da San Marco in diretta dalle 10 su Antena 3. E nel giorno di San Marco gli arancio-nero-verdi di Giovanni Stroppa affronteranno l'Empoli con la spinta di 12.000 tifosi per provare a raggiungere la Serie A con 3 giorni d'anticipo. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antena 3. L'attualità dunque in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, con la decisione ufficiale del Ministro della Cultura Giuli. Il Ministro non sarà all'inaugurazione della Biennale né alle giornate di preapertura. Si consuma così quello che possiamo definire uno strappo tra Roma e Pietrangelo Buttafuoco, uno strappo finale. Non è bastato che la Russia decidesse in queste ore di chiudere il suo padiglione al pubblico. 2 colpi di scena in poche ore in Laguna. La Federazione Russa ha deciso di non aprire al pubblico il proprio padiglione ai giardini alla 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, ma il ministro dei beni culturali Alessandro Giuli ha comunicato che non ci sarà a Venezia nei giorni della vernice della mostra, fatto anche questo clamoroso e con pochi eguali nella storia ultracentenaria della Biennale. Sulla scelta della Russia, le pressioni a livello governativo italiano per spingere la Russia al ritiro hanno evidentemente avuto il loro effetto. Tecnicamente non si può parlare di ritiro perché il padiglione russo sarà aperto con performance degli artisti, ma solo per 4 giorni dal 5 all'8 maggio, nei giorni di vernice per la stampa e addetti ai lavori. Dal 9 maggio a novembre, ovvero per l'intera durata della mostra, il padiglione non sarà visitabile né aperto al pubblico, ma rimarrà chiuso come è avvenuto negli ultimi anni. Inoltre, anche nei giorni della vernice e delle inaugurazioni di tutti i padiglioni degli stati esteri, per quello della Russia non ci sarà nessuna cerimonia pubblica ufficiale. Uno scenario che dà ragione all'operato della Biennale e del presidente Pietrangelo Buttafuoco, che hanno sempre sostenuto di non avere alcun titolo o strumenti per chiudere alcun padiglione, ma al tempo stesso anche il governo e il ministro dei beni culturali Alessandro Giuli hanno raggiunto il loro obiettivo: non offrire alla Russia una vetrina. La decisione della Federazione Russa fa seguito alla scelta di tutti i girati di non considerare la Russia e l'Iran tra i padiglioni in concorso per ricevere premi o menzioni ufficiali. L'assenza di Giuli però assomiglia a uno strappo finale con la Biennale. L'inchiesta Palude, Brugnaro e Ceron saranno interrogati a settembre. L'udienza del 17 giugno, dove cominceranno gli interrogatori di chi li ha chiesti, e poi sono state fissate 2 udienze a settembre, il 16 e il 25 di settembre, per gli interrogatori del sindaco, del dottor Brugnaro, del dottor Cerone e del dottor Donadini. Dopo l'estate dunque Luigi Brugnaro, indagato per corruzione insieme ad altre 24 persone, il direttore generale Morris Ceron e il vice capo di gabinetto del comune di Venezia Derek Donadini potranno dire la loro davanti al GUP Andrea Innocenti e replicare alle accuse mosse dalla procura nei loro confronti nell'ambito dell'inchiesta Palude. Brugnaro ha dichiarato il suo legale al termine dell'udienza, vuole far sentire la propria voce e proclamare la sua innocenza in questo processo. Finora, ha concluso l'avvocato Rampinelli, non ha raccolto gli inviti dei PM perché vuole parlare a un giudice. Una decisione invece sull'utilizzabilità o meno degli atti depositati dai PM dopo il novembre 2022 verrà presa solo al termine dell'udienza preliminare. Ha deciso di rinviare alla post discussione dell'udienza preliminare la decisione sull'utilizzabilità degli atti.
ritenendo che non ci sia un obbligo processuale di deciderla prima, quindi ha detto che rimane sul tappeto per come è stata proposta, ma che non si pronuncia in questa fase intermedia. Secondo me complica un po' il prosieguo della gestione dell'udienza preliminare, però è una decisione interlocutoria che lascia interamente sul tappeto la questione e dal mio punto di vista la sua fondatezza. Secondo diverse difese, infatti, gli atti depositati dai magistrati dopo il novembre 2022 sono da considerarsi inutilizzabili perché le indagini non sarebbero state prorogate regolarmente alla scadenza dei termini. Nel corso dell'udienza è stato dichiarato il non luogo a procedere di Francesco Piccolo per incapacità irreversibile dell'imputato. Un carico di letame è stato lasciato nella notte di fronte all'ingresso del ristorante Colombo. Siamo tra Rialto e Campo San Luca come protesta per un evento organizzato nel locale da Fratelli d'Italia. Unanime la condanna del mondo politico. Eccomi qua con questa opera d'arte, perché bisogna sorridere, e questa per me è la prima installazione della Biennale. Sono felice di essere il primo. Non ha perso il buon umore Domenico Stanziani, nonostante qualche ora prima abbia trovato la porta d'ingresso del suo ristorante sbarrata da un carico di letame stimato attorno ai 10 kg. Quella che il titolare del ristorante Colombo tra Rialto e Campo San Luca ha ironicamente definito un'installazione di arte contemporanea è stata lasciata da ignoti come protesta contro la presentazione del suo locale del libro Destra Sociale, Introduzione alla Terza Via, organizzata da Gioventù Nazionale insieme al Dipartimento Cultura di Fratelli d'Italia. Un libro che parla semplicemente di storia, lo fa con i fatti, non lo fa facendo revisionismo, come non lo è mai stato da parte della destra e del centrodestra veneziano, e con le istituzioni in un luogo aperto a tutti. Questo è il nostro principio di democrazia, il principio di libertà. Per noi questo è fondamentale, lo difenderemo e non ci faremo intimidire da chi, non avendo argomenti, getta discredito e in questo caso letame di fronte a delle iniziative pubbliche, libere e democratiche. Il senatore Raffaele Speranzon, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Veneto, parla di attacco politico codardo e vergognoso. Il candidato sindaco del centrodestra, Simone Venturini, ha espresso la più netta condanna per un gesto definito inqualificabile. Condanna netta è arrivata anche dal candidato sindaco del centrosinistra, Andrea Martella, che ha espresso solidarietà agli organizzatori dell'iniziativa. Io ci sorrido sopra, certo c'è una grande povertà morale, una cattiveria, non so da dove arriva, esibizionismo. Io penso che siano i centri sociali a questo punto, è tutta una collaborazione, c'è uno scopo politico, questo lo devo dire. Su un cartello sopra il letame era scritto: il libro è stato stimolante, buon 25 aprile. In un post su Facebook il laboratorio occupato Morion ha commentato: salutiamo con un sorriso chi ha avuto l'ispirazione e non mancheremo di celebrare e festeggiare l'antifascismo. In questo carnevale scorso che sono andato sui giornali perché noi sul menù abbiamo da oltre 40 anni gli spaghetti in camicia nera, che sarebbero spaghetti coi seppe, però le dirò il ristorante non è politico perché avrò anche un'altra presentazione che farà il PD, diciamo così. Io sono aperto, aperto tu, un luogo di pace per me è il Colombo, io la vedo così. Colombo di pace. Secondo me bisognerebbe studiare e farne una succursale del Vaticano, io la vedo così perché è aperto a tutti. Le elezioni amministrative, scattato dalle 8 di questa mattina e fino alle 12 di domani il deposito di liste e candidature nei 51 comuni del Veneto, al voto il 24 e 25 maggio. Nel veneziano 3 le sfide, non solo Venezia, l'unico comune dove è previsto l'eventuale turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno, ma i cittadini saranno chiamati al voto anche nei comuni di Cavallino Treporti e Torre di Mosto. E nel giorno della presentazione delle liste elettorali a Venezia spunta l'ottavo candidato sindaco. A sorpresa, dopo qualche rumors, si è infatti presentato Luigi Corò, il primo a depositare la sua lista all'Alba Cafarsetti. Il vanacciano Corò si presenta alle comunali con la lista Futuro per Venezia Mestre. Contributo d'accesso, il no convinto di Resistere Veneto e le proposte per gestire i flussi turistici da parte del candidato sindaco Roberto Agirmo. Quindi continuiamo a parlare di amministrative.
Noi siamo assolutamente contrari ad un'imposizione fiscale per entrare in una città, non ha né senso logico né senso democratico, non ha proprio il concetto. Abbiamo sviluppato un progetto sicuramente molto interessante e non è soltanto un progetto messo lì a caso, ma è un progetto studiato, elaborato, con già dei piani anche di business e di recupero economico per quello che riguarda la città. Un no netto quello di Resistere Veneto al contributo d'accesso. A mettere le cose in chiaro il candidato sindaco del partito per Venezia, Roberto Agirmo. Un aumento importante della tassa di soggiorno che però può venire quasi completamente eluso nel momento in cui gli ospiti della città dovessero aderire a due iniziative. Una è una card base che ancora non ha un nome reale e una è una, chiamiamola VIP card. Se uno rimane 1 o 2 notti può, se vuole, acquistare una card base che darà diritto ad accesso a musei piuttosto che a sconti particolari che possono essere il 50% dello sconto su quello che è i trasporti piuttosto che eventuali convenzioni fatte con privati. Carte turistiche da 20 a 200-250 euro a seconda della quantità di giorni di permanenza e tramite le quali sarà possibile avere accesso a sconti sui trasporti, entrate ai musei e agevolazioni. Rendiamo questa card una card facoltativa non obbligatoria che dia un'opportunità di accesso a servizi culturali della città e a sconti particolari. Dobbiamo comunque ragionare su determinati periodi dell'anno che sono di altissimissima affluenza ad una preregistrazione di coloro i quali vengono. L'idea di fondo: gestire i flussi e non far pagare ai flussi, fare in modo, cioè, secondo Resistere Veneto, che il turismo sia un valore aggiunto, non il fulcro attorno al quale ruota l'economia della città. Venezia non è una città dei turisti, ma eventualmente è una città dei veneziani anche per i turisti. E c'è poi il fronte della Fenice. Dopo le numerose manifestazioni di questi mesi per le strade di Venezia e davanti e dentro al teatro, potrebbe essere Roma la prossima tappa della protesta dei 300 dipendenti della Fenice contro la nomina direttrice musicale di Beatrice Venezzi, una manifestazione allargata alle altre fondazioni lirico-sinfoniche italiane. I rappresentanti dei lavoratori ne hanno parlato in occasione di un incontro coi parlamentari del Movimento 5 Stelle Enrico Cappelletti e Gaetano Amato. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo sostenuto questa protesta fin dall'inizio. Adesso si tratta proprio di capire che cosa poter fare. Ora sta cambiando il vento, l'abbiamo visto anche dall'esito del referendum. La stessa Presidente del Consiglio sta facendo marcia indietro rispetto a dei punti fermi del suo programma. Membro della Commissione Cultura alla Camera e componente della Commissione parlamentare per la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, Gaetano Amato ha alle spalle una carriera quarantennale come attore cinematografico e in fiction televisive. Qualitativamente si comincia a diffondere una brutta voce sulla Fenice, ci sono professori d'orchestra che lasciano l'incarico. Questo non è bello, la Fenice è sempre stata un punto d'arrivo. Ora addirittura c'è qualcuno che evita di venire a fare i concorsi e questo è molto grave. Beatrice Venezzi dovrebbe assumere ufficialmente l'incarico da ottobre 2026 con un mandato di 4 anni. Le trattative con la dirigenza del teatro sono a un punto morto, probabilmente a livello più basso da quando questa vicenda è partita nel settembre del 2025. Il sovrintendente ci ha detto che finché ci rimarranno la richiesta di dimissioni e lo stato di agitazione, il sovrintendente non ha intenzione di bloccare il tavolo delle trattative. All'orizzonte però si avvicina una variabile politica. Il sindaco di Venezia ricopre anche il ruolo di presidente della Fondazione Teatro La Fenice e a fine maggio si vota per il rinnovo del Consiglio Comunale. Infatti speriamo che vinca Martello. Perché in questo caso i lavoratori potranno finalmente parlare con qualcuno che forse li ascolterà, visto quello che il sindaco Brugnaro fino adesso ha fatto, insomma, insieme al sovrintendente Colabianchi. Addirittura siamo arrivati a dei punti in cui ci sono stati dei ricatti, esistono gli audio, o vi fermate e quindi questo non va bene. Sono degli audio? Certo, e vediamo di farli uscire, vediamo di farli uscire. Sempre a Venezia è stata presentata la commissione voluta dal Patriarca per le celebrazioni nell'anno marciano del 2028. Marco si identifica con la città di Venezia. Era opportuno quindi sottolineare questo anniversario dando un respiro, ecclesiale, ma anche un respiro, culturale, cittadino
a quello che è l'evento che ci disponiamo a organizzare e a vivere. Saranno 12 mesi intensi in cui vorremmo ritornare sulle orme di Marco a imparare ad essere discepoli. Alla vigilia della festa di San Marco e della Santa Messa, che domani a partire dalle 10 trasmetteremo in diretta dalla Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia, il patriarca Monsignor Francesco Moraglia ha istituito una commissione in detto l'anno marciano, annunciato già con una sua lettera pastorale che in Laguna verrà celebrato nel 2028, un periodo di grazia che attraverserà però un periodo più ampio dall'8 ottobre 2027 fino al 1 febbraio 2029. Il patriarcato ha confermato di aver ufficialmente invitato Papa Leone a Venezia, mentre la Santa Sede ha già riconosciuto ufficialmente San Marco, non solo patrono di Venezia, ma di tutto il Veneto. Lo scorso agosto il patriarca ha incontrato Papa Leone e in quella circostanza ha avuto modo di invitarlo a Venezia. Come accennavamo, il Papa, facendo una battuta, ha detto sì, ci sono stato 20 anni fa e quindi auspichiamo quando potrà, ecco, che tocchi di nuovo questa città. Invece possiamo dire ufficialmente che la Santa Sede ha riconosciuto San Marco come patrono, oltre che di Venezia, del Veneto. La Santa Sede ha risposto positivamente, quindi possiamo liturgicamente usare il titolo di San Marco, patrono del Veneto. La diocesi inizia questo cammino di preparazione all'anno marciano, 1200 anni dall'arrivo del corpo dell'Evangelista Marco nella nostra città, un momento per rinnovare la fede ma anche per vivere tutti insieme questo appuntamento non solo come una memoria del passato ma anche per parlare della realtà viva della Chiesa di Venezia. Quindi lo ripeto, domani mattina alle 10 in diretta la Santa Messa presieduta dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia, la Santa Messa di San Marco, a partire quindi dalle 10. Torniamo all'attualità perché sono stati reintegrati 4 cavalieri di San Marco espulsi ingiustamente secondo il TAR del Veneto. Vogliamo solo continuare a fare del bene per la riviera del Brent, dicono i 4. Siamo stati costretti per ben 2 volte a impugnare delle delibere di esclusione che l'associazione aveva ritenuto di fare nei nostri confronti. In entrambe le volte il Tribunale Civile di Venezia ha sospeso la delibera di esclusione e ci ha reintegrati nei ruoli. Adesso aspetteremo l'esito della causa di merito. Noi siamo stati costretti anche a chiedere un risarcimento danni per questo, ma siamo pronti, parlo anche credo per i miei colleghi, a dare quei danni in beneficenza perché noi non abbiamo bisogno, ringraziando Dio, come ogni buon veneto non ha bisogno dei soldi di nessuno, se li procura con le sue manichette tirate su ogni mattina. Entra nelle fasi finali la diatriba tra il Cavalierato di San Marco della Riviera del Brenta e la dirigenza veneziana. Una frattura che arriva da lontano, quella tra le due parti, dopo che Giovanni Conte, Paolo Lucarda, Stefano Marrone e Francesco Rigoni erano stati dichiarati decaduti a causa di un pagamento tardivo della quota associativa pochi giorni prima di un'assemblea in cui avrebbero voluto esporre le proprie posizioni, senza averne però la possibilità. Una decisione contestata e finita davanti ai giudici. Il Tribunale amministrativo del Veneto ha però sospeso il provvedimento e reintegrato i 4 membri nelle loro piene funzioni. Quello che è successo all'improvviso ce lo stiamo ancora oggi spiegando, perché ci siamo visti cacciare via così all'improvviso, senza motivazione. Io ho dato tanto a questa associazione perché ben tutti sanno quello che io ho sempre donato e dato per questa associazione, e vedermi cacciato via magari per motivi che non li elenco ma sicuramente che non fanno parte del mio DNA, mi sono sentito anche offeso, quindi io sono pronto ad collaborare ancora con questa associazione, ma credo di voler essere rispettato per quello che sono. I diretti interessati parlano di decisioni legittime e inaspettate, ma si dicono pronti a mettere una pietra sopra tutta questa storia pur di continuare ad aiutare il prossimo. Lo spirito mio è sempre stato quello di fare del bene, di aiutare i poveri, però con questa associazione, con questa presidenza, con questo sistema non è seguita così. Tanto è vero che come siamo stati espulsi il giudice ci ha integrati perché noi avevamo ragione e di fronte alla giustizia più volte è stato ribadito che noi 3 avevamo ragione, quindi avanti tutta, io sono disponibile a continuare a fare del volontariato per questa associazione dei Cavalieri San Marco.
C'è lo sport che non si ferma nemmeno nel giorno di San Marco, con gli arancione-neroverdi di Giovanni Stroppa che affrontano l'Empoli con la spinta di ben 12.000 tifosi, e questo per provare a raggiungere la Serie A con 3 giornate d'anticipo. Il Venezia scende in campo domani pomeriggio nel giorno di San Marco per provare a scrivere la storia e raggiungere la Serie A con 2 giornate d'anticipo. Si gioca alle 17:15, obiettivo intanto battere l'Empoli e sperare in un passo falso di una sua diretta concorrente, Monza o Frosinone, entrambe impegnate in campo prima del Venezia. Mister Giovanni Stroppa resta concentrato esclusivamente sui 90 minuti di domani dei suoi, contro un avversario temibile in lotta per la salvezza. Noi dobbiamo vincerle tutte o cercare di farlo, perché fino a che la matematica non ci consente questo obiettivo non possiamo pensare ad altro ed essere condizionati dagli altri. Abbiamo sempre lavorato per noi stessi, abbiamo sempre cercato di fare le cose senza condizionamenti. A maggior ragione oggi dobbiamo pensare liberi di fare quello che sappiamo fare. Pensare partita dopo partita senza pensare a quello che succederà magari fra una settimana a Spezia o fra 15 giorni col Palermo in casa. La partita più importante è quella di domani e penseremo, come abbiamo fatto col Bari, penseremo di portarla a casa con la massima determinazione e poi vediamo. Poi non dipende soltanto da noi. Il mister elogia il comportamento della sua squadra in questa straordinaria stagione. Noi siamo arrivati a un livello veramente altissimo, a livello di gioco, a livello di individualità, la valorizzazione della rosa, i giocatori che si sono esaltati facendo un campionato straordinario. Vi ricordo quindi in ultimissima battuta la Santa Messa domani, la Santa Messa di San Marco in diretta dalla Basilica, presieduta da Monsignor Francesco Moraglia. Da Venezia e provincia è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.